Allora, ritorniamo un po' alla questione. Si era detto, quindi adesso stanno facendo le verifiche, i controlli ci sono, per cui questa questione dovrà trovare soluzione. Invece gli agricoltori sono comunque molto attenti alla un'agricoltura sostenibile. Che cosa vuol dire quando si parla in Veneto di agricoltura sostenibile? Noi oggi nel Veneto abbiamo dei problemi relativi anche all'attività che gli agricoltori fanno, soprattutto per lo sviluppo del settore vitivinicolo che si è sviluppato. Ah, tantissimo, infatti, ovunque. Perché oggi parlare di un settore importante come il settore vitivinicolo vuol dire parlare anche del fatto che oggi effettivamente ci sono molti trattamenti fitosanitari. Sì. E quindi noi oggi dobbiamo intervenire su questo. Questo è il punto di partenza del nostro ragionamento. E allora abbiamo chiesto insieme alla Regione, chiaramente su questo abbiamo subito trovato convergenza, abbiamo costituito un gruppo di lavoro a livello regionale con la Regione Veneto, che è il gruppo della sostenibilità, in cui si cerca di mettere delle norme chiare e precise per quanto riguarda l'uso dei fitosanitari. Anche qua dobbiamo fare delle modifiche, delle verifiche appropriate, perché è coinvolto non solo il settore agricolo ma anche il settore della sanità e della sanità pubblica. E anche qua dobbiamo capire che su determinate aree non è possibile trattare. E quali sono le aree? Cioè, cosa vuol dire non è possibile trattare? Non è possibile intervenire con prodotti fitosanitari sui vigneti oppure anche sull'agricoltura esatto, in genere. Benissimo. Allora, il primo problema è di capire quali sono queste aree. Allora io penso che su questo i comuni devono dare la loro valutazione. Io penso che sulle scuole, sugli asili nido, sui parchi, su aree di alta concentrazione urbanistica, penso che tutte queste aree sono aree che noi dobbiamo censirle, o meglio i comuni devono censire, e dobbiamo individuare in queste aree come off limits, cioè nel senso che su queste aree dobbiamo dare particolarmente attenzione al trattamento. Oggi per qualche agricoltore che non so se definirlo agricoltore o d'altro, chiaramente andiamo in difficoltà. Perché? Perché se ci sono delle persone, e non sono agricoltori, ci sono delle persone che vanno a trattare vicino agli asili nido, non va bene. Addirittura vicino? Non va bene. Allora qualche volta vediamo che qualcuno fa dei trattamenti sporadici eccetera e va in difficoltà tutto il settore. E allora su questo dobbiamo essere chiari, essere precisi. Cioè cosa dovrebbero fare sostanzialmente? Sostanzialmente si deve innanzitutto adeguare le attrezzature con attrezzature molto sofisticate che danno la possibilità del non derivamento dei prodotti fitosanitari e quindi creano quel sistema che non nuvoloso nel momento in cui vedo la macchina che va nel vigneto e vedo una nuvola di fitosanitario, ma vedo solamente il prodotto che va a incidere direttamente sulle foglie e quindi con processo particolare, antideriva si chiama, il prodotto viene individuato solo nella pianta e quindi non vi è una deriva di questo prodotto. Ma queste sono attrezzature particolari che all'interno del PSR vengono fatti dei finanziamenti particolari, le aziende oggi si stanno adeguando. L'altro elemento riguarda Quindi cioè per tradurre, ci sono dei finanziamenti per aiutare l'acquisto degli agricoltori di questi macchinari con delle agevolazioni. Certo, e gli agricoltori in genere stanno facendo questo. L'altra questione ancora più particolare è il fatto che nel momento in cui noi andiamo a individuare queste aree, chiaro che su queste aree devono esserci a 20 e 30 metri, non vi è la possibilità del trattamento. E quindi anche su questo oggi vi è la necessità di capire insieme col Ministero della Salute, insieme con l'assessorato all'agricoltura e insieme anche con le organizzazioni agricole, il giusto compromesso su tutto ciò. Per far questo vuol dire sostenibilità, vuol dire comunque esercitare un ruolo dell'agricoltura, perché poi sapete senza pesticidi o senza fitosanitari, al di là del fatto che il settore agricolo, soprattutto il vitivinicolo del biologico, sta sempre più prendendo piede, dobbiamo anche trovare anche una giusta collocazione su questo, il giusto anche cammino su questo. Oggi si stanno adoperando per fare tutto quanto questo. E quindi sostenibilità vuol dire anche ridurre i prodotti fitosanitari, vuol dire anche avere soprattutto rispetto per dove noi siamo, e quindi gli agricoltori sono i primi che portano
rispetto per le situazioni di questo tipo e quindi siamo pronti per questa nuova sfida che siamo chiamati a fare. Chiedo alla regia se magari ci mette in onda l'ultimo messaggio che era arrivato, che io non ho fatto in tempo a leggere, quindi vediamolo, eccolo qua. Sostenibilità va a braccetto con ambiente, pertanto mi raccomando, voi che siete dalla parte degli agricoltori, portate avanti tutte le battaglie per tutelare questo settore fragilissimo. Eh sì, perché poi la sostenibilità, adesso parliamo dei fitosanitari, ma riguarda anche il suolo. Quando che negli ultimi 20 anni si è ridotto del 15-20% dell'uso del suolo, vuol dire anche questo, cioè la sostenibilità vuol dire, ha ragione il nostro telespettatore, va a braccetto nel senso che è da una parte e anche dall'altra. La sostenibilità vuol dire anche sostanza organica, lo dicevamo prima nel ragionamento dei rifiuti. Oggi più del 30% del nostro territorio e sta sempre più aumentando, vi è scarsità di sostanza organica e quindi il pericolo della disertificazione. Perché scarsità della sostanza organica? Perché se non si organica? fanno le concimazioni con il letame, con il liquame, con quello di cui dicevamo prima, la sostanza organica diminuisce sempre di più e quindi il problema della disertificazione, poi abbiamo un problema anche per quanto riguarda il sistema del tessuto del suolo e quindi la possibilità del suolo di tenere l'acqua e quindi quando piove l'acqua non viene più trattenuta nel suolo ma viene divellata nei torrenti creando tutti i problemi che oggi noi abbiamo. Quindi vedete, ha ragione il nostro telespettatore quando dici è un ambiente fragilissimo perché il nostro ambiente è molto legato con tutte le nostre operazioni, con tutte le attività del mondo agricolo e dei nostri agricoltori che stanno facendo nel territorio. E su questo ancora una volta ribadisco il fatto che i nostri prodotti, i prodotti del mondo agricolo non sono pagati a sufficienza e quindi gli agricoltori oggi sono ancora in difficoltà. Ecco, ma come si Però si parla sempre di sostenibilità. Esatto. Come si concilia questo, proprio per capire un po' la chiusura del cerchio? Ovvero, si sta facendo una campagna molto importante di dissuasione dell'utilizzo della carne bovina in modo particolare perché tutto il sistema di produzione di carni bovine può essere dannoso per l'ambiente, inquinante e così via. Nel cerchio generale del settore di produzioni, per cui volgersi verso un altro tipo di alimentazione, proteine ricavate da vegetali e così via. Però se il compost, la concimazione con i prodotti che vengono appunto anche dal liquame degli animali, eccetera, è utile per rendere fertile il terreno in modo naturale, quindi far sì che poi ci sia anche tutto questo sistema di riciclo anche dell'acqua stessa, di permeabilità del terreno e così via. Come si concilia? Cioè, non produco più carne, ne produco meno, convinco tutti a mangiare insetti, tra virgolette, arrivare al presupposto... Mi dispiace per i nostri telespettatori che si fanno un'alimentazione diversa, però voglio dire... Oggi i nostri allevatori sono i più seri in assoluto che ci siano. Poi c'è sempre quello che va a fare il trattamento vicino alle scuole e poi c'è magari quel nostro agricoltore che correttamente non guarda il benessere degli animali. I nostri allevatori oggi sono i numeri uno per quanto riguarda il benessere degli animali, per quanto riguarda la produzione e l'alimentazione degli animali e soprattutto il controllo che si fa sulla produzione di carne. Quindi per questo motivo dico che oggi produrre carne è un'attività agricola, perché la produzione di carne è un'attività agricola. I nostri agricoltori producono carne, lo producono seriamente e seriamente danno la qualità alla propria faccia. Se noi oggi andiamo su molti supermercati vediamo la provenienza di quella carne e quindi confidiamo che i nostri consumatori guardano sempre l'etichetta e riconoscono la capacità dei nostri agricoltori, delle nostre aziende agricole che producono carne, producono su allevamenti sempre anche quelli super controllati da parte, giustamente, da parte delle autorità. È importante capire la qualità del prodotto in cui vengono e i sacrifici che loro fanno. Poi chiaramente su tutto quanto questo altri agricoltori hanno necessità di spandere il proprio letame, il proprio liquame all'interno dei propri appezzamenti per aumentare la sostanza organica per tutto quanto il sistema agricolo e ambientale che ne consegue. Che ne consegue, perfetto. Relativamente all'utilizzo che tanti temono in agricoltura di sostanze dannose, anticritogamici, eccetera, vengono rispettati questi parametri? È effettivamente una situazione ancora... Guardi, su questo, sul prodotto di anticritogamici e fitosanitari, anche su questo, tra i vari
registri che l'agricoltore deve tenere è il registro dei prodotti fitosanitari. I prodotti fitosanitari hanno la loro carenza di giorni e quindi anche in quel caso là i nostri agricoltori con registro web, che vuol dire che nel momento in cui io inserisco diciamo, la data del trattamento, la tipologia del prodotto va direttamente anche agli istituti per la verifica e quant'altro, devono stare a determinate regole, quindi i nostri agricoltori sono perfettamente adeguati su questo, hanno dei tesserini particolari perché oggi spandere o fare trattamenti con prodotti fitosanitari, un agricoltore deve avere un tesserino che deve essere fulcro anche di un'attività diciamo informativa su questo, e quindi i nostri agricoltori sono addestrati per fare questo e sanno perfettamente in che maniera e in che modo utilizzare i prodotti fitosanitari soprattutto per tutelare la salute di quelli che li usano, ma soprattutto anche del prodotto finale. Perfetto, abbiamo la pubblicità che incombe, voi se volete poi mandarci altri messaggi potete farlo tra poco.